amici followers, stiamo andando in mezzo al traffico con la mia Vespettina. Stiamo andando a spazzolare in un campetto che ci hanno detto che c'è qualcosina di interessante. Però oggi è domenica, è un po' di traffico, dobbiamo destreggiarci con la Vespa. Non abbiamo paura del traffico. Ma scherzi, noi il traffico ci fa una pippa. Adesso tolgo via il muso a questo signore qua. No, vai. Sai cosa non abbiamo preso? L'ombrello! Ci bagniamo un po'. Ricordatevi, metal bagnato, metal fortunato! Solo noi, solo noi! Poi dicono che c'è traffico. Dove? Guana, don't buggy. Ed eccoci arrivati, notare come ha messo la Vespa in folle. C'è un problema. Siamo pronti, spazzoliamo. Ecco amici, siamo già pronti, abbiamo già montato tutto in velocità. Siamo pronti già a spazzolare. Qua? Ringraziamo tutti i nostri amici. Siamo arrivati quasi a 900 follower, siamo a 8, passati gli 8,50. Quindi una cosa importante, iscrivetevi, andate a vedere il nostro video, c'è scritto un bene anche hanno scritto, Sì. Devo dire la verità, quelli di YouTube hanno scritto bene, iscriviti, schiacciate e siete iscritti. Una volta che c'è scritto iscritto, siete iscritti e seguiteci perché a noi serve tanto le iscrizioni. Grazie. Continuiamo. Via. Scavicchiola. Basta scavicchiare. Ne ho tirato fuori. Iniziamo subito con i primi. Cosa c'è qua? Questo. Questo. Cos'è? Cos'è? Un pezzo solo di ferro. Niente di che. Niente di che. Guarda. Guarda, Guarda. lo metto via Eh sì, e dopo controlliamo. e dopo controlliamo. Comunque senz'altro, come dici tu, niente di che. Andiamo avanti. Questo. Cos'è? Forse un lamirino? Che no? Cos'è? Un altro lamirino. Mirino? Sì. Ah, questo qua sai cos'è? Cos'è? Un pezzo. Dai. Sì. Vedi, guarda. Sì. Guarda. Cos'è esattamente? Un pezzo di un manico di qualcosa. Esatto, sì. Manico. Sì, di qualcosa. Di qualcosa. Vai, via, andiamo avanti. Oggi abbiamo poco tempo perché devo portare la Vespa a mio figlio che deve andare via. Quindi abbiamo poco tempo. Passiamo. C'è qualcosa, Scava. Veloce, scava. Ecco, È tirato cos'è? fuori. Cos'è? Lamirino. Lamirino. Ma ancora. quanti lamirini oggi? Ma vaffanculo, lamirini. Troppo lento, più veloce. Qua suona. Vediamo cos'è. Dove le solite pietre che suonano. Ho sentito qualcosa? Sì. Sì. Senti? È una roba dura, grande. Cos'è? Sì. Ah, Ecco ma qua, cosa sarà? Cosa sarà? guarda. La statua di Tutankhamon, cos'è? Cos'è? Non so, forse una rapina, forse un qualcosa. Qualcosa, madonna, cos'è? Cos'è? È questo però. È tanto grosso. Sì, guarda se è quello che suona. Sì. Cos'è? Boh. Non lo so. Ingiunto un qualcosa, avanti. Aspetta un attimo, guarda. Questo qua è. Non saprei. Togli che è di ferro. Cos'è? Scava. È qua. Hai trovato? Sì, cos'è? Oro, argento. Sembra il manico di una posata, sai? Sì. Che credevamo, ti ricordi? Credevamo che queste fossero le linguette, le sì. spolette. Invece i nostri sì. amici follower ti hanno detto che sono dei manici di posate. Sì. Che abbiamo trovate tante, vuol dire che il campo hanno detto che era vissuto. Guarda, la prima goccia di pioggia. A noi non ci interessa. Scava. Ah! Ragazzi. Hai trovata? Sì, eccola qua, guarda. eccola Scavando. là. Moneta. Oh là là. Adesso si Moneta. vede, sta piovendo, si sta bagnando. Si sta anche bagnando. La moneta, quindi. Cos'è? Ah, un 20 centesimi, vedi? Eccola qua. Un attimo. Sì. Magari un po' di. Sta un po' piovendo. No, dobbiamo girare i caschi, presumo. Ah, giriamo i Guarda, caschi, che ci conviene andare un attimo, mettici il casco in testa. Sì. Scappiamo. Via. Corriamo. Nascosti in mezzo alla vegetazione. Con il nostro metal lì. Salve, cosa fai col casco in testa? Sta piovendo. Allora ci siamo messi qua in Siamo mezzo. riparati. E comunque socio. Tanto mi Un attimo continui. che mi bagno. mi bagno la monetina. Mi bagno la monetina. Ecco, bene. Abbiamo 20 centesimi. Niente, abbiamo battuto Il casco. Allora, questo è un Vittorio Emanuele, vedi socio. Terzo, sono 20 centesimi, 1914. Esatto. Ci vedo un pochettino meglio. Sì, 1914. Carini, dai. Sì, giriamo. Era quello che credevamo fosse un argentino, ti ricordi? Sì. L'altra volta. Invece i nostri amici follower ci hanno corretto e quindi questo è un 20 centesimi di Vittorio Emanuele III del 1914. E 14. Bravissimo.
Cosa dici? Ha sballato? Sì, possiamo togliere i caschi? Dai, Li mettiamo andiamo. però così. Sì, questa perché volta così sì. sennò diventano acquari, no caschi. E un altro 22 con la pioggia. Ecco qui. Trovato. Spostato o spostato? Che cos'è? Ecco qua. No, un pezzo di... Merda! Non si può dire. Scusate, mi sono fatto prendere un po'. Forse per tutti i pezzi che avevo trovato. Pioggia. Allora, qui abbiamo sentito un rumorino. Qui prova a scavare. Fermo. Inquadra da vicino, socio, che intanto le andiamo un po' a spulciare. Cosa sarà Eccola mai? Qua, speriamo non sia un liscione. Non sia un bottone. Fammi sentire sotto. No, Non è un bottone. no, tanto. è liscia però. È un liscione. Ed entrambi i lati lisci. Sì. Prendi l'altra Aspetta che telecamerina. No, si vede. Ecco qui. Fammi un ingrandimento. Ecco qua, ecco qui. Leggi qualcosina. Faccio fatica, Però ragazzi. Bene. Ah, sai cos'è? Esatto. La donna con la barca, l'abbiamo già trovata di queste. Sì. Vado a memoria. Vedo che sta andando a memoria. Sì, vado a memoria, proprio tu inquadra la monetina. Sì. Senza guardare, Senza. ma mi è venuto in mente proprio a memoria. Sì. Questa è un Vittorio Emanuele III, Come dei dicevo primi io. anni del 1900. Ok, con la donna in barca, liscia, un po' liscia. Un però centesimo. È un centesimo. Mettiamo nella Mettiamo nostra, via nella Magic Box nella Magic Box. E l'altro ritrovamento dove l'ho messo? in tasca. Tasca perché pioveva? Sì, esatto, siamo corsi via. C'è un suono qua, la pioggia sulla mia schiena. Sento fare tic tic e continuiamo a scavare. Sì. Sono l'ennesimo. La mirina. Eccola. Una coccinetta. No, mi si sta bagnando la telecamera. Moneta. Cos'è? Conservata bene. Questo è un Vittorio Emanuele III. Sì. Ragazzi, spiga. Ah, spiga. 5 il classico spiga. 1939, 6 Ma che bello che si vede. Sì. Sta anche bagnato. Sì, infatti. Allora, questo è un 5 centesimi spiga, come abbiamo detto prima, Ecco qui. del 1932, se il mio socio mi dà conferma. Sì, esatto. Lei conferma? Confermiamo. Confermissimo, ben tenuta, ben stato Sì. di conservazione. Vedete? Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Bel ritrovamento, bello, ben tenuto anche. Sì. Oserei dire colpaccetto. Sì. Piano con la pioggia, Sì, colpaccetto. infatti vedo che sto bagnato. Sì, ma perché sto sudando? E veloce, dobbiamo portare la Vespa indietro. Manca 4 minuti, portiamo la Vespa. Sì. Qua, socio. Qua, vai. Aspetta che trovi la paletta. Prima che prenda le botte. Abbiamo tirato fuori. Sì. Eccola qua. Vai. Monetina? Vai. Sarà una Sì. monetina? Monetina Sì, big. sì. Una Wow, monetina. com'è, insomma. È un po' rovinata. Socio, c'è scritto qualcosa lì, ma non riesco a vedere. Aspetta. L5. Può essere L5? L10? Ah, Vediamo. un ape? Oh, può essere 10 ape? Il 10. Ormai lo Questo è il metto in 10. Eccolo qua, guarda. Oh, Sì. un 10 ape. Adesso bisogna vedere se questo qua è un 10 ape e grattandolo qua dopo, cercando di togliere L'incrostazione. un po' di incrostazione. Vediamo dall'altra parte. Proveremo. Nel frattempo sta piovendo. Dall'altra parte non si vede quasi nulla. Che è molto incrostata. Molto. Ma Va bene, dai. Soddisfatto. Come reazione? Soddisfatto o rimborsato? Abbiamo trovato un campo qua vicino a questo rudere. Questo rudere qua dietro. Che non sono io, mi ha indicato, non sono rudere. E abbiamo trovato qualcosina di Sì, interessante. dai, una cosa. Fugace via, adesso Sì, scappiamo dobbiamo perché scappare, fra no? la pioggia Sì. e fra che dobbiamo consegnare la Vespa a mio figlio. Sì. Siamo partiti. Siamo partiti per il ritorno. Piove, Piove ancora. ma noi la pioggia non ci ferma, anzi la pioggia non ci bagna, anzi Cos'è? ci bagna. Il nostro metal. E sta scravazzando. Sì, sta piovendo, ma noi non abbiamo paura. No, torneremo a casa sani e salvi come sempre. Cosa vi diciamo? Vi diciamo se si sente aiuto! Ciao e alla prossima. Ciao!